Comunque la linea di Grillo, cioè tornare alla preferenza del candidato, Renzi, lei la firma quella proposta lì, insomma. Ci sono due alternative, o torniamo alla preferenza oppure torniamo ai collegi uninominali. Approvata a larga maggioranza dalla direzione del Partito Democratico la relazione del segretario Matteo Renzi sulle riforme istituzionali e sulla legge elettorale. Le liste saranno, come già annunciato, bloccate e corte. Dici una cosa, poi la smentisci il giorno dopo. Tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi qualsiasi cosa dici non è credibile. Il 31 luglio, il 1 agosto, il 2 agosto è arrivata una sentenza definitiva, cioè al terzo grado di giudizio, che ha detto che Berlusconi è colpevole per un reato che fa particolarmente rabbia per un servitore dello Stato, l'evasione fiscale. Berlusconi ritiene che sia stata una sentenza ingiusta, i suoi collaboratori e amici di partito la pensano come lui, altri pensano che sia una sentenza sacrosanta. Il punto vero è che in un qualsiasi paese, quando un leader politico viene condannato con sentenza passata in giudicato, la partita è finita, game over. Mi limito a dire che c'è una profonda sintonia tra le proposte che il Partito Democratico ha espresso alle primarie e le proposte che abbiamo avuto modo di discutere oggi con Silvio Berlusconi e Gianni Letta a nome di Forza Italia. Dici una cosa, poi la smentisci il giorno dopo. Tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi qualsiasi cosa dici non è credibile. Ho detto, io sono un sostenitore dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti da una vita, ho detto che non commento ciò che fa il governo per evitare che ci siano polemiche. Dici una cosa, poi la smentisci il giorno dopo. Tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi qualsiasi cosa dici non è credibile. Io ho sempre detto in tutte le interviste che sarei passato dallo scalone principale, cioè avrei vinto, glielo ridico oggi. Cioè se domani mattina crolla il governo Letta, questo diciamolo bene, domani mattina va giù il governo Letta perché si dimette per il Kazakistan, il Turkmenistan e l'Azerbaigian, per qualsiasi paese crolli il governo Letta, io ritengo che per quello che ho in testa io, per come ho cercato anche di esprimere e raccogliere una speranza nel paese, per come uno ha bisogno di coinvolgere le persone, o passi da un consenso popolare o non sei credibile. Buongiorno, buon lavoro. Ho ricevuto dal signor Presidente della Repubblica l'incarico di provare a formare il nuovo governo. Dici una cosa, poi la smentisci il giorno dopo. Tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi qualsiasi cosa dici non è credibile. E tocca a te, dirigente politico. Tocca a te, dirigente politico, che non ti devi preoccupare di cosa farai tra 8 anni o tra 8 mesi. Tocca a te avere il coraggio di dire che in un paese normale non è possibile che cambino tutte le volte i simboli dei partiti e rimangano le stesse facce alla guida del paese. Non funziona così altrove. Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Interni Angelino Alfano. Ministero dell'Interno Angelino Alfano. Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Graziano Del Rio. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, domani proporremo nel primo Consiglio dei Ministri la nomina di Graziano Del Rio. Ministro per i rapporti con il Parlamento e per il coordinamento dell'attività di governo Dario Franceschini. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi. Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare Andrea Orlando. Ministero della Giustizia Andrea Orlando. Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Ministero della Salute Beatrice Lorenzin. Dici una cosa, poi la smentisci il giorno dopo. Tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi qualsiasi cosa dici non è credibile.